Nivuromu di Alessio Patti. Di Rizzo e pari, Nivuromu, da sigillati grigi imposti a trove a mia di scuro vissuta, macramè e velo, danzanti, in peddi di pricocu rosa. Cerchi luci ianca, ciacca, strata pi disertare, a trovi solo un posti, l'urizzo è a mia, libertà e catini di la tua esistenza. Tu, natura di pircanto, si fui lontano di ca, non resti più eterno. E io ti cammino a taglio con la me gonna di nero velo, lo me gilecco di raso liscio, lo me reggipetto di apprezzati tramenzi, mentre t'appoi allo tuo bastone, vecchio uomo nero, mutato ianco, appinnicato e stanco, dintra la tua nuova iaggia. Traslazione in lingua italiana di Nivuromu di Alessio Patti. Nero uomo, da un riccio appari, nero uomo. In grigie pareti chiuse trovi me in abito scuro, macramè e tulle, danzante, in pelle color albicocca. Cerchi luce bianca, fenditura, via di fuga. Trovi solo pareti, il riccio e me, libertà e prigione della tua esistenza. Tu, d'incanto forgiato, se da qui svanisci, non sarai più eterno, ed io ti camminerò vicino con la mia gonna di nero velo, il mio corpetto di raso liscio e il reggiseno di pregiati merletti, mentre ti sorreggerai al tuo bastone. Vecchio uomo nero, mutato bianco, appisolato e stanco, nella tua nuova prigione. Saggio critico a cura di Matilde Ottazzi. È davvero molto forte questa tua lirica, caro Alessio, forte e tagliente nella sua filosofia che sembrerebbe non dare spiragli d'uscita. Ma in fondo, la verità, intesa come scelta, come spasmodico desiderio della conoscenza libera, che non ha mai un approdo, non deve farci nascondere il senso terribile di questa nostra vita. Non possiamo, che lo si voglia o no, sfuggire dall'impietoso e perpetuo tranello, quello verso cui andiamo incontro che ci appare come un uovo misterioso e che diventa un richiamo irrinunciabile. Ha sempre un suo prezzo. Si fugge da una scatola per entrare in un'altra, in un gioco infinito che forse solo ai semplici, agli ingenui o addirittura agli stolti non è dato di conoscere in tutto il suo tormento. La pelle nera, nostro corredo ancestrale, diventa bianca proprio come tu l'hai descritta. Ma non è il dono soltanto il marchio della rinuncia a quello che di rassicurante, ma statico e senza evoluzione c'era stato concesso e che abbiamo barattato con l'incerto.
uomo strano, ma avvincente e incerto, che potrebbe essere finalmente una finestra spalancata attraverso la quale poter fuggire. Ma è soltanto, ancora una volta, l'ennesima gabbia, la donna dalla pelle vellutata di albicocca. Bellissima figura allegorica che hai frapposto fra una prigione e l'altra. Ci ricorda quello che potremmo aver perso, ma non ci ferma nel nostro percorso. È terribile il mistero della conoscenza, travestito da favola, verso la quale tendiamo l'anima e il desiderio. Ci sbugiarda ogni volta, senza clemenza, proprio come tu stesso hai descritto in questa altissima lirica di sofferenza. Saggio critico a cura di Mina Pensi. Chapeau, caro Alessio. La tua lirica è ricca di suggestioni e pennellate forti che campeggiano sulla terra nuda. Da subito l'impatto con la tirannia della sottomissione che ingloba l'esistenza. L'incessante proliferare delle tentazioni che conducono alla scelta definitiva. La libertà che si muta in un'arma a doppio taglio, spazio vitale e fonte di errore. D'altronde l'uomo non può essere perfetto, ma solo perfettibile. Logos e caos in perenne avvicendarsi sono evoluzione nel superamento del male. E così sarà sino alla fine del tempo. La primigenia energia, tabula rasa, diventa consapevole ricerca, affanno spirituale nella narrazione storica, al fine di arrivare al compimento, mai compiuto, se non attraverso lo sguardo fiducioso al cielo. È un concentrato filosofico teologico, questa tua, la nova Iaggia, un dramma esistenziale che è tragedia della libertà. Saggio critico a cura di Osechi Vannini. Alessio caro, i tuoi versi affascinanti, che si prestano a molteplici letture, regalano emozioni forti e costringono a riflettere. Infatti, non avrebbe senso alcuno la libertà se non ponesse dinanzi a delle scelte, spesso più che difficili, più che complesse. E l'umana epopea narra esattamente questo dramma che consuma l'uomo, che lo strazia e lo scortica, ma gli permette di vivere, sopravvivendo alle sue paure e riconfermando la sua capacità di pretendere ciò che ha voluto, sperimentare se stesso creando anche le realtà che teme, e lo fanno soffrire. Saggio critico di Gilberto Fanfani. Bravo, caro Alessio Patti. Questi versi mi avvolgono come un sogno febbrile, dove l'uomo nero, ombra primordiale, forse angoscia o morte stessa, emerge dal riccio, simbolo di un grembo o un caos originario, per confrontarsi con lei, figura eterea e sensuale in pelle color albicocca, danzante in un abito che mescola oscurità, macramè, tulle e delicatezza. Sento un brivido di trappola esistenziale
Lui cerca luce bianca nelle fenditure, ma trova solo pareti, lei e il riccio, paradosso sublime di libertà come prigione, dove l'esistenza è un eterno confinamento, un incanto fragile che svanisce fuggendo. Non sarai più eterno. Il cuore si stringe nel passaggio finale. Lei lo accompagna mutata in velo nero, raso e merletti preziosi, mentre lui, divenuto bianco, si appisola stanco sul bastone. Trasmutazione alchemica dall'ombra alla cenere, dalla vitalità oscura alla stanchezza luminosa, ma sempre prigioniero. Estrapolo qui i sentimenti più alti, una compassione tenera e vigile, un amore che non fugge l'abisso ma lo cammina accanto, trasformando il terrore in vicinanza intima. La filosofia illuminante che ne ricavo dalla tua opera è un'illuminazione paradossale. L'eternità illusione nel nero primordiale, la vera eternità nel ciclo di prigioni, dal riccio al bastone, dall'apparire allo spegnersi, dove lei, danzante e velata, è custode ammiccante di questa condanna condivisa. La tua poesia mi lascia con un senso di pace malinconica. La vita non è fuga, ma convivenza con le nostre ombre illuminate dal passo di chi ci accompagna. Vedo l'uomo seduto sulla panchina, col bastone fra le mani. È già a metà strada verso quel vecchio uomo nero divenuto bianco, appisolato e stanco, nella tua nuova prigione. Il corpo è fermo, quasi incastrato nella panchina, come se la panchina stessa fosse una cella all'aperto. Lui guarda, o forse non riesce più davvero a vedere. È l'ombra che si consuma, la figura femminile che cammina verso un obiettivo sconosciuto. Invece, sembra incarnare il tuo io poetico. Gonna leggera, trasparente, nero velo che ondeggia, corpetto strutturato, guanti, una sensualità insieme elegante e fantasmica. È una presenza che attraversa il quadro della scena, come un'apparizione. Non sappiamo se lui la vede davvero o se è un'immagine interiore, un pensiero che lo precede e lo sopravvive. Questo accorda benissimo con i tuoi versi. Lei che ti camminerò vicino, lei che è insieme libertà e prigione, figura desiderata e forse giudice silenzioso. La strada che li separa è il corridoio del tempo. Da un lato il peso, la stanchezza, il legno, il bastone. Dall'altro il movimento, il tessuto che si muove, la carne che ancora vibra. Nella poesia, questo diventa filosofia. L'esistenza come passaggio dall'oscurità che appare da un riccio al torpore finale. E in mezzo la danza di questa figura femminile, che può essere Eros, coscienza, memoria, o persino la morte stessa vestita di merletto. L'immagine aggiunge un livello, non più solo uomo nero e voce poetica astratti, ma un piccolo teatro all'aperto. Il parco diventa nuova prigione. La luce dura del giorno fa risaltare le ombre e l'idea che lei lo accompagni fino alla soglia del sonno definitivo si fa ancora più concreta.
La fantasia che ne ricavo, infine, è questa. La tua poesia mette in scena l'ultimo sguardo dell'uomo sulla vita. E la vita gli passa accanto in quella figura vestita di nero, che lo ha seguito sempre, dall'apparire, nel riccio, fino al suo appisolarsi finale.